settimo chilometro, mentre arriva la staffetta della polizia stradale, 30 uomini al comando. Abbiamo visto Chiappucci, Chioccioli, Indurain, Fignon e Giovannetti. Ora bisognerà vedere, non abbiamo una composizione esatta del gruppo di testa, mentre preghiamo per favore di lasciarci un po' di spazio rettilineo di circa 300 metri al termine di un'ampia curva. È lo sprint conclusivo qui ad Arezzo della terza tappa. 30 secondi il ritardo di Thierry Marix. Ecco lo sprint, c'è l'Ariostea in testa, ma è Chandri che vince su l'LRA. Chandri che avevamo intervistato ieri, Maximilian Chandri della Motorola Magniflex, passaporto inglese, nato a Londra, risiede a Los Angeles dove è proprietario di un ristorante, ha partecipato anche a parecchi film. Chandri che ha vinto anche una tappa al Giro della Svizzera a Romanda, l'anno scorso faceva parte della carrera, ha voluto tornare negli Stati Uniti, mentre ecco Faresin e Jascula, lo sprint vinto da Pagnini. Ecco la maglia rosa, Ghirotto, Baffi, eccoci con Cassani che chiude questo gruppo ed ecco un